per gli storici, visto che al contrario gli altri sovrano-paesi sono giunte a noi molte notizie e descrizioni. Chi vuole però interpretare i numerosi ritratti di Mattia incontra parecchie difficoltà, poiché le opere degli storiografi del Monesimo sono da leggere con approccio critico. Gli storiografi, scrittori, scienziati e artisti a servizio di Mattia hanno dipinto complessivamente un'immagine biblica del sovrano, poiché già ai suoi tempi non rendeva pure la verità di fronte al committente, anzi era più facile dire ciò che il mecenante voleva sentire o leggere. Un'ulteriore complicazione deriva dal fatto che in più casi ci sono rimaste storie e descrizioni divulgate direttamente dalla Mattia Corvino stesso e dalla sua corte. Perciò, oltre ad interpretare le descrizioni contemporanee, ci sembra utile presentare la personalità di Mattia anche attraverso gli episodi chiave della sua vita. Tra l'elemento di una delle famiglie più ricche del paese era naturale che ricevesse un'educazione eccellente su scala ungherese. In piedi con un prete di origine polacca, Gergely Zamoyski, come insegnante di Mattia Corvino. Fu lui ad istruirlo nella scrittura, nella lettura e nel latino. Più tardi i re imparò il tedesco, l'italiano e parlò persino una lingua slava. Dalla sua educazione non potevano mancare le arti delle armi, ma nella corte paterne si trovavano numerosi soldati valorosi che lo istruivano nell'arte della guerra. Nel 1454, all'età di 11 anni, venne consacrato cavaliere. Sovrano iniziò a partecipare presto alla vita politica della nazione nel 1455 per stabilizzare il proprio potere Angiolini, suo padre, e sigillò un accordo con uno dei suoi avversari, Ulrich Zilei, per stipulare il matrimonio Mattia Corvino e Henrietta Zilei, unica erede dell'ingente patrimonio familiare. Conformemente alle usanze dell'epoca, la sposa si trasferì presso la famiglia del futuro marito, mentre Mattia ricevette l'incarico di ciambellano presso la corte di Buda. L'unico neo nella carriera del baronetto era il fatto che Mattia non era il secondogenito, dopo il fratello maggiore Laszlo, considerato vero erede di Angiolini. E nonostante ciò, a nostro parere, la posizione del secondogenito più tardi si rivelò essere addirittura un vantaggio per Mattia. Pur senza la possibilità di trovarla con documenti, è l'unica ipotesi convincente che possiamo avanzare è questa, quando si tenta di spiegare, senza però sminuire il ruolo dei suoi consiglieri, come potesse che le decisioni del quindicenne Mattia, appena salito sul trono e senza alcuna esperienza di governo, gli valessero un politico maturo, buon conoscitore della tecnica della presa e del mantenimento del potere. Mattia, che aveva capacità intellettive eccellenti, imparò tutto quello che il padre trasmetteva al fratello maggiore Laszlo, e quando se ne presentò la necessità era in grado di applicare nella pratica quanto aveva imparato. Un fattore importante della formazione di Mattia fu la famiglia, in cui tutto girava attorno al potere e al patrimonio. Jan Schulti educò in questo spirito i figli, prima di tutto Laszlo, che già da giovane ricevette cariche importanti e che con l'immenso feudo degli Uniti nelle mani poté aspettarsi con fiducia di venire nominato, dopo la morte del padre nel 1456, comandante supremo del paese, e ottenere il diritto di
disporre di ogni forza reale, consolidando le basi del suo potere politico. Le ambizioni della famiglia si evidenziano nei frangenti in cui i suoi membri non si trattengono nemmeno dall'assassinato, come quando il re Ladislao Asburgo, il suo comandante supremo, Ulzilei, tentarono di riprenderla nello Fegevaro, la forza reale in mano a Asburani, occasione in cui Zilei fu massacrato. La gioventù e l'educazione familiare determinarono fino all'ultimo la personalità di Mattia Corello. Non riuscì mai a superare psicologicamente l'esperienza del carcere. Più di 10 mesi di prigionia non si dimenticano e diviene difendente e maestro delle finzioni. Dopo l'esecuzione del fratello, molti sostenitori si allontanarono dalla famiglia e venne deluso dagli amici. Anche in seguito, più volte i suoi consiglieri approfittarono della sua fiducia e quindi improbabile che abbia avuto delle vere amicizie. Le fonti accennano che il re, secondo della necessità, andava su tutte le furie o, al contrario, era un pezzo di pane. Si costruì una cultura straordinaria, conosceva la situazione dell'Europa e addirittura del Nord Africa. Il suo interesse per gli argomenti teologici dimostra la sua religiosità anche nei confronti della Chiesa come fattore politico, non ebbe una relazione univocamente positiva. Secondo la descrizione di Mattia era un uomo di statura media, dal naso grande, dalle guance rosse e dalle spalle larghe. Educato da soldato, pare che prediligesse l'ambiente dei campi militari, ma era anche appassionato di caccia, dei tornei e delle corse dei carri, ed era un buon ballerino e si divertiva al gioco dei dadi. Era un sovrano della capacità eccellenti, non solo arrivo al potere, ma sempre anche a mantenerlo. Era in grado di ottenere il massimo dal sistema politico esistente, facendo in modo che gli enti dello Stato del paese medievale funzionassero bene. Le sue riforme fiscali e amministrative gli permessero di organizzare un ottimo esercito e di realizzare con l'aiuto dei suoi soldati le proprie idee politiche. Il suo modello in politica fu l'imperatore Sigismondo, dalla cui tecnica di governo trasse numerosi spunti. Governo con l'appoggio dei baroni e nella sua politica di difesa sviluppò le idee di Sigismondo. Anche i suoi atti, volti ad ottenere il titolo di imperatore, indicano che l'ex imperatore ha avuto una forte influenza su di lui. Non per caso fece costruire una statua di Sigismondo nella cortile del Palazzo Reale di Buda.